1 milione di euro a carico della CTV e della VM per sopperire ai danni dei vandali, una cifra enorme, Sindaco. Sì, ma soprattutto la cifra che fa più impressione è la cifra morale, cioè l'idea che si rompano cose di tutti, che in questo momento particolare poi per l'amministrazione, dove effettivamente le risorse non ci sono, diventano proprio tagli necessari poi in altri servizi, in cose ancora più delicate. Alla fine il rischio è che ci rimettiamo 3 volte tutti quanti. Bisognerà fare un grande piano educativo nelle scuole, bisogna tornare, a me impressiona molto, 3 ragazzini di 13 anni e vorrei ricordare a tutti che forse per la prima volta qualcuno comincia a capire che non c'è più tolleranza. Li prenderemo tutti mano a mano, cioè in questo caso abbiamo preso questi 3, adesso parleremo con i genitori perché noi non vogliamo infierire, però a un certo momento qui qualcuno deve cominciare a pagare. Allora adesso parleremo con i genitori, cerchiamo, i ragazzi sono stati anche segnalati, dobbiamo spiegare nelle scuole che cosa vuol dire essere segnalati alla procura dei minori, cosa vuol dire rovinarsi per aver fatto una sciocchezza, magari per rompere la lampadina, per fare quello che qualcuno pensa uno scherzo. Non ci sia più da scherzare, di bambini, ragazzini che sono molto più avanti, noi lavoriamo proprio perché loro abbiano un futuro. Stiamo dandoci dentro in tutti i modi perché loro possono avere un futuro. Ci devono dare una mano proprio loro. Dobbiamo isolare le persone violente, le famiglie devono tornare a occuparsi dei ragazzi, trovare qualche minuto per parlare con loro, dobbiamo riportarli a fare sport. Se quei 3 facevano rugby piuttosto che qualcosa, si scatenavano tra di loro nel campo. Quelle sono le energie positive che vanno fatte. Per cui non ci sarà da parte nostra la mano pesante sui ragazzini di 13 anni. Però guardate che dobbiamo interrogarci. Questa città deve tornare a spiegare come l'ordine e la sicurezza sia un valore per tutti, l'educazione. Ho visto un ragazzo che sputava per terra in mezzo alla gente che aspettava il tram, nessuno ha detto niente. Una ragazza fumava una sigaretta e ha guardato ma non ha proferito verbo, un po' per paura, un po' per timidezza, un po' perché ormai è menefreghismo totale. Secondo me dobbiamo tornare a fare ordine sociale tra tutti quanti, dobbiamo riprenderci i parchi, le strade, la nostra gioia e dobbiamo farlo assieme. Assieme perché la città è di tutti, è un progetto sociale, collettivo che credo chiunque comincerà a venire con noi, perché poi a protestare, a segnalare le nostre inefficienze, fa sempre bene e ringraziamo tutti. Però guardate, alzatevi dal divano, venite a darci una mano, lo dico ai genitori, lo dico ai ragazzi, partecipate nelle cose comuni, nelle attività che faremo, anche semplicemente andando per strada a gioire tra di voi. Però pensiamo sempre al rispetto degli altri, perché c'è sempre un'altra persona che va rispettata. Non andiamo in bicicletta in Piazza Ferretto, non perché è vietato, perché lo è, ma perché è maleducato, è villano e soprattutto è anche pericoloso. Si può colpire una persona inavvertitamente che magari non ha una grossa deambulazione, magari può creargli dei problemi che voi oggi non immaginate. O un bambino piccolo che può essere travolto da una bicicletta, con conseguenze anche molto negative. E dico, perché? E tante persone sanno che non si deve andare, perché qui il problema poi diventerà repressivo per quanto ci riguarda, ma adesso deve essere educativo. Una persona che va in bicicletta a Mestre, in Piazza Ferretto, che pedala sopra la bicicletta, deve prima di tutto vergognarsi. E dobbiamo dirglielo tutti. Scendi dalla bicicletta, non è solo una questione di vigili urbani, è una questione che dobbiamo riprenderci la città, noi, la città è nostra. Facciamolo insieme e col sorriso.